Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ma buongiorno, ma non una bella giornata. Oggi l'udienza è in due posti diversi, come facciamo quando piove. Voi qui in piazza e tanti ammalati nell'aula Paolo VI che seguono l'udienza con i massi schermi. Adesso, come un gesto di fraternale cortesia, salutiamo loro con un applauso. Non è facile applaudire con l'ombrella in mano. E nel nostro cammino di catechesi sulla famiglia, oggi è una tappa un po' speciale. Sarà una sosta di preghiera. Il 25 marzo, infatti, nella Chiesa celebriamo solennemente l'Annunciazione, inizio del mistero dell'Incarnazione. L'Arcangelo Gabriele visita l'umile ragazza di Nazareth e le annuncia che concepirà e partorirà il Figlio di Dio. Con questo annuncio il Signore illumina e rafforza la fede di Maria, come poi farà anche per il suo sposo Giuseppe, affinché Gesù possa nascere in una famiglia umana. Questo è molto bello, ci mostra quanto profondamente il mistero dell'incarnazione, così come Dio l'ha voluto, comprenda non soltanto il concepimento nel grembo della madre, ma anche l'accoglienza in una vera famiglia. Oggi vorrei contemplare con voi la bellezza di questo legame. La bellezza di questa condiscendenza di Dio, e possiamo farlo recitando insieme l'Ave Maria, che nella prima parte riprende proprio le parole dell'Angelo, quelle che rivolse alla Vergine. Vi invito a pregare insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ed ora un secondo aspetto. Il 25 marzo, solennità dell'Annunciazione, in molti paesi si celebra la giornata per la vita. Per questo 20 anni fa San Giovanni Paolo II in questa data firmò l'enciclica Evangelium Vitae. Per ricordare tale anniversario, oggi sono presenti in piazza molti aderenti al movimento per la vita. Nella Evangelium Vitae la famiglia occupa un posto centrale, in quanto è il grembo della vita umana. La parola del mio venerato predecessore ci ricorda che la coppia umana è stata benedetta da Dio fin dal principio per formare una comunità di amore e di vita, a cui è affidata la missione della procreazione. Gli sposi cristiani, celebrando il sacramento del matrimonio, si rendono disponibili ad onorare questa benedizione con la grazia di Cristo per tutta la vita.
La Chiesa, da parte sua, si impegna solennemente a prendersi cura della famiglia che ne nasce, come dono di Dio per la sua stessa vita, nella buona e nella cattiva sorte. Il legame tra Chiesa e famiglia è sacro, è inviolabile. La Chiesa come madre non abbandona mai la famiglia, anche quando essa è avvilita, ferita e in tanti modi mortificata. Neppure quando cade nel peccato oppure si allontana dalla Chiesa. Sempre farà di tutto per cercare di curarla e di guarirla, di invitarla a conversione e di riconciliarla con il Signore. Ebbene, se questo è il compito, appare chiaro di quanta preghiera abbia bisogno la Chiesa per essere in grado in ogni tempo di compiere questa missione. Una preghiera piena di amore per la famiglia e per la vita. Una preghiera che sa gioire con chi gioisce e soffrire con chi soffre. Ecco allora che insieme con i miei collaboratori abbiamo pensato di proporre oggi di rinnovare la preghiera per il Sinodo dei Vescovi sulla famiglia. Rilanciamo questo impegno fino al prossimo ottobre, quando avrà luogo l'Assemblea Sinodale ordinaria dedicata alla famiglia. Vorrei che questa preghiera, come tutto il cammino sinodale, sia animata dalla compassione del buon pastore per il suo gregge, specialmente per le persone e le famiglie che per diversi motivi sono stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Così, sostenuta e animata dalla grazia di Dio, la Chiesa potrà essere ancora più impegnata e ancora più unita nella testimonianza della verità dell'amore di Dio e della sua misericordia per le famiglie del mondo, nessuna esclusa, sia dentro che fuori dell'ovile. Vi chiedo per favore di non far mancare la vostra preghiera. Tutti, Papa, Cardinale, Vescovi, sacerdoti, religiosi, religiose, fedeli laici, tutti siamo chiamati a pregare per il Sinodo. Di questo c'è bisogno, non di chiacchiere. Invito a pregare anche quanti si sentono lontani o che non sono più abituati a farlo. Questa preghiera per il Sinodo sulla famiglia è per il bene di tutti. So che stamattina vi è stata data su un'immaginetta e che l'avete tra le mani. Forse sarà un po' bagnata. Vi invito a conservarla e a portarla con voi, così nei prossimi mesi possiate recitarla spesso con santa insistenza, come ci ha chiesto Gesù. Ora la recitiamo insieme. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo splendore dell'amore vero, a voi con fiducia ci rivolgiamo. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre famiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghiera, autentiche scuole del Vangelo e piccole chiese domestiche. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle famiglie si faccia esperienza di violenza, chiusura e divisione.
Chiunque è stato ferito o scandalizzato, conosca presto consolazione e guarigione. Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua bellezza nel progetto di Dio. Gesù, Maria e Giuseppe, ascoltate ed esaudite la nostra supplica. Amen.